Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di nuove povertà, infatti con l'incedere della pandemia e l'inizio della seconda ondata, l'emergenza coronavirus, che era un'emergenza inizialmente sanitaria, si è evoluta in un'emergenza anche economica e sociale. Tra attività chiuse, famiglie da mantenere e sostegni economici che non sempre arrivano quando dovrebbero, stando ai dati della Banca Mondiale, entro la fine del 2021 la pandemia potrebbe portare all'estrema povertà ben 150 milioni di persone. In questi mesi sono stati tanti anche i veronesi, i veneti, che magari per la prima volta si sono dovuti rimboccare le maniche e chiedere aiuto. Per parlare di questa tematica siamo in diretta, siamo in collegamento con Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare Veneto Onlus. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, dunque, iniziamo subito. Avete notato una crescita delle richieste di aiuto in questi mesi da parte di gente che aveva difficoltà a sfamarsi, a sfamare la propria famiglia? Sì, assolutamente, questa è stata una cosa che abbiamo notato fin dai primi mesi del lockdown. In particolare abbiamo, come voi ben sapete, noi non facciamo un'assistenza diretta alle persone, ma tramite la collaborazione con le nostre associazioni con cui lavoriamo quotidianamente abbiamo visto un continuo crescere delle richieste di aiuto. Siamo arrivati ormai già a un più 20% rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. Certo. Ecco, l'allarme povertà si è fatto sentire in questi mesi di peripezie non solo sanitarie ma anche economiche. Il Banco Alimentare del Veneto cosa ha fatto quindi per alleviare, diciamo, per quanto possibile le difficoltà dei cosiddetti nuovi poveri nati durante questa pandemia? Ma la cosa più importante è stata cercare di collaborare appunto con le associazioni per fare in modo che il servizio di distribuzione delle derrate alimentari fosse costante. Le difficoltà erano molte, dovendo basarci essenzialmente sull'opera dei volontari, e i volontari normalmente hanno un'età superiore ai 65 anni, che è l'età in cui viene richiesto di restare a casa. Quindi abbiamo cercato il più possibile di aiutare le associazioni per far sì che loro possano continuare ad avere una continuazione nel loro servizio. E poi abbiamo cercato ovunque la possibilità di raccogliere più prodotti. Abbiamo organizzato le spese sospese all'interno dei supermercati, abbiamo organizzato il più possibile una raccolta capillare di prodotti alimentari che potessero aiutarci a sostenere sempre di più queste persone. È vero anche che abbiamo registrato una grandissima generosità da parte delle persone, da parte delle aziende, da parte dei singoli cittadini che hanno deciso di donarci o con la spesa sospesa all'interno del supermercato o anche con delle piccolissime donazioni. In continuazione, tuttora riceviamo bonifici di 10 euro, 20 euro, che per noi sono una grandissima stimolo, sono un grandissimo stimolo per continuare a lavorare meglio, una grande responsabilità. Assolutamente. Ecco, quali sono state le criticità, se ne avete riscontrate, per voi, per i vostri volontari durante questa pandemia, per stare vicino, diciamo, a chi ne aveva veramente bisogno? Beh, assolutamente la necessità del distanziamento nel lavorare è stata una delle cose più difficili da poter organizzare, anche perché chiaramente gli spazi che abbiamo a disposizione non sono ampissimi e quindi abbiamo dovuto riorganizzare i turni di distribuzione, riorganizzare i turni in segreteria. Lavorare con la mascherina in magazzino non è proprio una delle cose più semplici, e poi, come dicevo prima, dover allontanare i nostri volontari più anziani dai nostri turni per noi vuol dire perdere tanta forza lavoro, diciamo, tanto aiuto fisico nella distribuzione, per cui certamente queste sono state le cose principali. Poi sicuramente all'inizio c'era molta poca chiarezza su che cosa potevamo fare e che cosa le nostre associazioni potevano fare, se potevano venire a ritirare i prodotti del nostro magazzino, se altrimenti avevano bisogno di autorizzazioni particolari. Quindi diciamo che il problema principale è stato il dover allontanare i nostri volontari dai nostri turni e riorganizzare tutta la struttura.
Certo, certo. Ecco, andando avanti con l'inverno e anche con le nuove chiusure previste dal nuovo DPCM, insomma, la situazione sembra destinata a peggiorare. Insomma, voi vi aspettate un incremento di richieste, insomma, per quanto riguarda il banco alimentare nei prossimi mesi? Assolutamente sì, per noi è una previsione, ormai quasi una certezza più che una previsione. La cosa che più ci allarma è che non riceviamo più solo richieste di aumento di richieste da parte delle associazioni, ma riceviamo anche richieste di aiuto direttamente a noi, che è una cosa che in questi 25 anni di attività non è mai successo, comunque così raramente da doverlo registrare. E invece negli ultimi mesi riceviamo spesso delle richieste dirette, anche fisiche, cioè vengono nel nostro magazzino a chiederci di poterli aiutare, per cui per noi è veramente un segnale di grandissima attenzione e che ci chiama a lavorare ancora di più e meglio. Infatti ci sarà la colletta alimentare a fine novembre, è stata una grandissima discussione questa, come farla e se farla, ma la continua richiesta di aiuto che stiamo ricevendo ci dicono che dobbiamo in qualche modo riuscire a organizzarla in una forma diversa ma nella stessa sostanza, per cui a giorni lanceremo, abbiamo già ieri iniziato a lanciare questa idea, la novità della colletta alimentare 2020, che non sarà più come gli altri anni, perché chiaramente è impossibile pensarla nel modo in cui l'abbiamo fatta negli altri anni, ma che ancora una volta ci sarà e vorrà essere un segno per dire aiutiamo chi oggi è in grandissima difficoltà. Certo, assolutamente. Ecco, adesso un'ultima domanda che esula in realtà dal tema del giorno di oggi, ma sappiamo che appunto Adele ci chiama da Londra. Lì com'è la situazione Covid? È sotto controllo o no? Allora, nel quartiere in cui io vivo assolutamente sì, per il momento non ci sono numeri particolarmente importanti di crescita e comunque la situazione è abbastanza, non dico simile all'Italia, perché comunque qui i ristoranti, le attività sono ancora aperte perché c'è la possibilità di andare, però per esempio posso andare solo con la mia famiglia, non posso vedere nessuno che non sia all'esterno o in un parco o camminando, che non sia un membro della mia famiglia. Quindi è sicuramente una situazione difficile, però forse un po' più rilassata di quello che sto vedendo a Verona, insomma, quello che sta succedendo a Verona. Certo, certo, assolutamente sì. Bene, allora noi ringraziamo Adele Biondani, presidente del Banco Alimentare del Veneto Onlus, grazie per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi e buona giornata. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il Buongiorno Verona e con nuove interviste dedicate al tema del giorno di oggi, ossia le nuove povertà. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.